Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3 in diretta anche per questa domenica 19 febbraio per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tanti i collegamenti aperti in questa giornata, però dobbiamo ovviamente partire dai fatti della notte. Un incidente con un esito in evoluzione, definiamolo così, avvenuto in Pontebana. 4 ragazzi sono finiti all'ospedale, uno è molto grave, ma vedo sul posto, siamo in comune di Villorba, la nostra Lina Paronetto. Buongiorno Lina. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori e ai tuoi ospiti. Alle mie spalle vedi l'incrocio in cui ha terminato la sua corsa la Fiat Punto, che è una delle 2 vetture coinvolte in questo incidente, presumibilmente un tamponamento che intorno alle 4:15 di questa mattina, quindi quando era ancora buio, poi lo vedete ancora adesso nella zona c'è anche una certa nebbia, si è verificato in via Roma a Villorba, quindi lungo la Pontebana, sappiamo statale purtroppo già tristemente nota per incidenti anche gravi, non ultimo purtroppo quello della settimana scorsa in cui ha perso la vita a Spresiano un bambino di appena 4 anni nella macchina condotta dalla mamma. Ecco, in questo caso la Fiat 500 guidata da una 33enne che vedete nelle immagini è finita nel fossato, presumibilmente dopo essere stata tamponata dalla Fiat Punto che era condotta invece da un 31enne di origini marocchine. A bordo 3 connazionali ventenni. Un impatto, lo vedete, violentissimo. Vedete la Fiat Punto che è finita proprio sulla aiuola spartitraffico di svolta tra la Pontebana e via Pacinotti, strada che conduce nella zona industriale e al Bocciodromo, l'ex centro vaccinale di Villorba, per capirsi. Siamo all'altezza dell'Autosile, quindi zona molto nota, a poche centinaia di metri dall'incrocio di Castrette. Fortunatamente l'auto che è finita fuori strada nel fossato, la 500 con a bordo la 33enne, ha terminato la sua corsa, lo vedete, prima di arrivare alla spalletta di cemento che costituisce uno dei lati del ponticello di accesso qui all'Autosile. In quel caso naturalmente l'esito dello schianto poteva essere molto più grave. Fortunatamente il terreno ha attutito la corsa, ha frenato la corsa, ha attutito probabilmente anche l'impatto della macchina. Entrambi i conducenti sono stati affidati alle cure del SUAM 118, arrivato naturalmente prontamente sul posto dopo la chiamata dei soccorsi e insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso. I vigili del fuoco hanno cinturato la zona, hanno chiuso il traffico lasciando ai carabinieri la gestione del traffico, fortunatamente non intenso a quell'ora. In fondo, non so se la vedete alle mie spalle, sulla aiuola c'è ancora la fettuccia bianca e rossa dei vigili del fuoco che delimitava proprio la strada e l'accesso alla zona incidentata. Dicevo che i 2 conducenti sono stati trasportati in ospedale a Conegliano, quindi in condizioni di media gravità, nulla di preoccupante. Peggio è andata ai passeggeri della Punto. Il più grave è un 20enne marocchino che era seduto sul sedile posteriore dell'auto e che ha riportato traumi seri, per i quali insieme a un altro 21enne e al terzo occupante è stato trasportato in ospedale al Cafoncello di Treviso, dove le sue condizioni vengono ora monitorate perché appunto considerate più gravi. In questo caso, per fortuna, ecco, non ci troviamo a dover commentare un incidente mortale. È chiaro che vedete le condizioni delle macchine, purtroppo poteva andare molto peggio, è andata bene se si risolverà con feriti appunto giudicati guaribili. Pontebana, ripeto, purtroppo strada, lo sappiamo, pericolosa, con tutto quello che abbiamo raccontato di cronaca negli ultimi giorni. Assolutamente. Lina, ti ringrazio, se ci sono aggiornamenti noi siamo qui. Grazie a Lina Paronetto. E quella di ieri proprio sul fronte degli incidenti stradali è stata l'ennesima giornata nera a nord-est. Un ragazzo di appena 18 anni, Matteo Cola di Grezzana, siamo in provincia di Verona, è morto nel primo pomeriggio dopo aver perso il controllo della propria moto sbattendo violentemente contro il guardrail. L'incidente si è verificato
verificato a Poiano, frazione a nord di Verona, dove il giovane era appena uscito da scuola. Inutili tentativi di rianimarlo da parte del medico e dei sanitari del suo M118, vista la gravità delle lesioni riportate. Il nucleo infortunistica della polizia locale ha effettuato i rilievi chiudendo la strada in direzione nord per circa 3 ore e ha informato ovviamente il pubblico ministero di turno che ha disposto il sequestro del mezzo. Giornata quella di ieri che si è aperta con l'incidente mortale costato la vita a un giovane papà di Jesolo, Giorgio Stringhetta, 38 anni, l'incidente contro una platano nella mattinata di ieri in via Cagamba a Jesolo. Ieri ve lo abbiamo raccontato, oggi il comune di Jesolo ha sospeso i festeggiamenti del carnevale previsti in piazza Primo Maggio. E rimaniamo sempre su questo fronte che, come vedete, è caldissimo. Saliamo in provincia di Belluno, dove il pubblico ministero ha chiuso le indagini sul tragico incidente avvenuto lo scorso 7 luglio 2022 a Longarone. Da alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza, eccole presenti all'imbocco della Galleria Termine, è emersa una dinamica diversa rispetto a quella inizialmente accreditata. Nicola Valmassoni, il 29enne cadorino, fatto passare per essere un motociclista spericolato e distratto, questo nell'immediatezza dell'incidente, fu invece vittima innocente di un'auto che invase la sua corsia all'improvviso senza lasciargli il tempo di reagire. La Skoda che lo investì andava ad almeno 90 km/h in un tratto dove il limite è di 70, tra l'altro un tratto nero conosciuto da tutti gli automobilisti diretti verso il Cadore, quindi l'impatto è stato inevitabile e ovviamente ci saranno delle conseguenze giudiziarie. Rimaniamo nella cronaca, rimaniamo sulla cronaca, indagini in corso per l'auto bruciata in piena notte tra venerdì e sabato in via Foscolo vicino allo stadio Tenni a Treviso, il rogo della Citroen C3. Poco dopo l'1:30 la proprietaria, una barista romena di 32 anni che vive nella palazzina all'esterno della quale sono divampate le fiamme, accusa l'ex compagno di essere il responsabile del rogo sulla cui origine dolosa non ci sarebbero dubbi. L'auto acquistata nel 2021 e parcheggiata all'esterno del garage è andata, come vedete, completamente distrutta. Il condominio è stato evacuato, i residenti sono stati fatti rientrare dopo alcune ore. L'ex fidanzato della donna, un 36enne, l'aveva già minacciata nei mesi scorsi con un coltello ed era stato per questo arrestato, ma le vessazioni sono proseguite e ora la donna ha paura per sé e per la figlioletta di 5 anni. Da tempo l'uomo, e sono dettagli che stanno emergendo in queste ore, la minacciava anche con messaggi via chat: ti sfregio o ti brucio la macchina, il contenuto di questi messaggi. Ed è stato individuato l'uomo che sarebbe appunto il responsabile dell'agguato a una donna qualche sera fa a Sant'Elena, siamo nel Padovano. Donna che è stata aggredita e sfregiata con dell'acido. Anche qui il sospettato è un ex compagno e anche qui qualche mese fa c'è un incendio, perché la donna aveva denunciato proprio l'incendio dell'auto, della sua auto. Questi episodi lasciano il segno per tutti, lasciano il segno non solamente per le persone in sé per sé, per tutta la comunità che in questo momento spero sia tutta attorno a questa persona. Sono bastate meno di 48 ore ai carabinieri di Solesino per individuare l'uomo che ha aggredito e sfregiato con l'acido una 52enne di Sant'Elena, comune di 2500 abitanti vicino a Este, Bassa Padovana. La vittima stava passeggiando in tarda serata non lontano da casa quando tutto si è consumato in pochi secondi. L'aggressore, appostato al buio, si avvicina alla donna e le getta addosso il liquido corrosivo. Poi le urla della vittima e l'intervento di alcuni vicini di casa fanno fuggire l'uomo, mentre lei viene soccorsa e accompagnata in ospedale. Un gesto da condannare con tutta la forza. Mi dispiace moltissimo per la donna, che come sempre vediamo che maggiormente sono sempre le persone più colpite.
Le condizioni della donna comunque non sembrano gravi, anche perché mani e viso erano parzialmente protetti da sciarpe e guanti. Un fatto che scuote però un piccolo paese nel quale la qualità della vita è molto alta e l'indice di criminalità basso. Gli abitanti sono molto colpiti. Brutti effetti. Anche perché questo è un paese tranquillo? Esattamente sì. Questo è un paese molto tranquillo, però certe cose succedono anche qua. È abbastanza inquietante, devo dire, nel senso che senti sempre queste notizie dagli altri, dalle altre città, quando ti capita comunque vicino chiaramente fa un po' un effetto preoccupante. Speriamo che non capiti più, insomma, ecco, comunque che questa persona anche venga punita. Molta rabbia, a dire la verità, mamma mia, sono rimasta un po' così, in un paesino così piccolino. Anche perché qui insomma si vive bene. Molto bene, anzi è molto tranquillo, cioè mai non ho proprio sentita sta storia, veramente. Fa venire un po' di timore? Sì, sì. La donna fa un po' magari paura a sentire queste cose? Beh, per io che ho figli, a parte questo ne ho altri, sì, non è il massimo. Nel senso che si viaggia in bicicletta tranquillamente. Immediata la caccia all'uomo da parte dei carabinieri, che hanno seguito anche la pista sentimentale e sono risaliti al presunto aggressore, che infatti sembra essere un ex compagno. Ora l'autorità giudiziaria deciderà quale provvedimento emettere nei suoi confronti. Uomini che odiano le donne, sembra una frase fatta, ma la cronaca questo ci propone anche in questi giorni, dal trevigiano al padovano, quindi gli interrogativi devono continuare in qualche modo a fluire e a far sì che insomma questo non diventi un fenomeno più che un'emergenza, forse già lo è. E sempre per la cronaca, nel padovano, pauroso incendio poco prima delle 15 nella giornata di ieri in via dell'Artigianato a Bagnoli di Sopra, all'interno di un'azienda di lavorazione vetro. Un'alta colonna di fumo nero si è alzata in cielo, visibile da grande distanza. Fortunatamente non si registrano feriti. Le squadre dei vigili del fuoco sono arrivate da Piove di Sacco, Padova, Abano Terme, Rovigo, con 3 autopompe, 2 autobotti, un'autoscala e 21 operatori. Hanno iniziato le operazioni di spegnimento del rogo, già completamente generalizzato l'intera struttura di circa 800 metri quadri. Il tetto dell'edificio è crollato. Le cause delle fiamme non sono al momento note, sono al vaglio anche oggi dei tecnici dei vigili del fuoco che continuano a essere sul posto perché bisogna scongiurare che si riaccendano possibili focolai. Tra l'altro avete visto tanti incidenti anche in questo weekend, tanti incidenti sulle strade. Vi riporto le parole di Romina Ceccato, che ci sta seguendo, la conoscete tutti, è presidente di Alba, l'associazione dedicata alla sicurezza stradale, e dice: non si può andare avanti così. Il ministro Salvini aveva detto che sarebbe intervenuto, aveva attivato questi tavoli sulla sicurezza stradale, ma per il momento non vediamo ancora nulla. Però la cronaca impone una riflessione. Così Romina Ceccato. Alla cronaca torneremo verso le 12:30, 12:40. Adesso do il benvenuto ai miei primi 2 ospiti di giornata. Ivan Scremin, buongiorno Ivan, buongiorno anche al dottor Giuseppe Scarabello, psicoterapeuta. Buongiorno Scarabello. 2 anni senza Simone. Chi era Simone? Chi ci segue lo sa. Simone era il figlio di Ivan, che esattamente 2 anni fa, quindi 2 anni fa, il 18 di febbraio, decise, utilizzo questo termine, di togliersi la vita. Da allora papà Ivan ha elaborato questo dolore e ha messo in piedi una realtà, il Filo di Simo, che vuole aiutare tutti i giovani in difficoltà. È così? Sì, non da solo, chiaramente, aiutato da tantissime persone, gli amici stretti di Simo, gli nostri amici e un gruppo di psicoterapeuti che hanno prestato la loro opera per far sì che questa associazione in 2 anni sia riuscita ad aiutare un numero importante di persone. Dall'inizio, noi abbiamo iniziato nel settembre del 2021 a far clinica, abbiamo avuto 111 utenti ad oggi. Di questi 111 utenti c'è stato chi ha iniziato un percorso, chi l'ha terminato. Ad oggi comunque l'associazione, grazie al lavoro che fanno gli psicoterapeuti, ha in accoglienza 57-58 persone,
con un progetto che è quello di portare a termine un percorso di psicoterapia. E ne avete aiutate più di 110? No, noi abbiamo in questo numero, che è importante, ci sono all'interno dei contatti temporali che si sono fatti vivi, poi sono stati seguiti tramite, perché noi facciamo anche un servizio, loro fanno un servizio anche di controllo tramite dei messaggi per sapere come stanno. E ce ne sono stati qualcuno che ha già terminato il percorso, qualcun altro che l'aveva terminato e l'ha riniziato. Diciamo che la psicoterapia è un percorso molto lungo e l'importante, credo, della psicoterapia è quello di essere sempre presente. Chi era Simone? Simone era un ragazzo come tutti gli altri. Aveva un dono di natura che era l'empatia. Un ragazzo che molto probabilmente, come tanti altri ragazzi, avrebbe avuto molte possibilità, però all'improvviso un giorno si è spento un interruttore all'interno e è cominciato questo stato depressivo che ha avuto dei momenti altalenanti. Verso la fine molto probabilmente non c'è stata questa molla che gli ha permesso di cambiare il suo stato, e anzi l'ha portato ad aumentare il suo stato di inadeguatezza, e quindi ha fatto una decisione. E in quel periodo è nata questa associazione perché tantissime persone ci avevano contattato, tantissimi avevano problemi nella rete amicale e in famiglia di stati depressivi, e quindi si è deciso, tramite una psicoterapeuta che era amica di famiglia di Simo, di mettere in piedi una struttura che potesse raccontare storie diverse da quella di Simone. Ecco, dottor Scarabello, Ivan utilizza il termine decidere. È una decisione. Bisognerebbe, nel senso, io credo che poi ogni storia sia a sé. Chiaramente c'è una decisione, no? Nel momento in cui una persona decide di chiudere la propria esistenza terrena. Quello che proviamo a fare con il filo di Simo è quello di aumentare il numero delle possibilità, no? Una persona si trova magari costretta a scegliere perché ha poche possibilità, no? Ma se noi allarghiamo il numero delle possibilità, e quindi con la psicoterapia abbiamo anche un servizio che offre per esempio la possibilità di fare dello sport, stiamo allargando le possibilità di vita e stiamo anche costruendo sentieri di senso che possono essere differenti per la persona che in quel momento vive questo disagio molto molto profondo, no? Che forse dall'esterno non è così facilmente capibile, intuibile, descrivibile. Ecco. Quindi aumentare il numero delle possibilità. Aumentare il numero delle possibilità. Questo intanto lo vediamo fin da subito. È il sito dell'Associazione Il Filo di Simo, dove trovate tutte le informazioni. Ecco, questo lo diamo fin da ora, Ivan. Ieri sera al BHR di Treviso si è tenuto un momento importante per la vita dell'associazione. Avete ricordato Simone, queste sono le immagini, avete ricordato Simone, lo avete fatto anche con il sorriso sulle labbra, perché c'era anche un comico molto noto, lo vedete sul palco, ma insomma una serata fatta di ricordi, di lacrime, ma anche di sorrisi. È stato così? Sì, beh, allora quello è il memoriale, diciamo, purtroppo il 18 per noi è un giorno difficile ma è importante. Il 18 è il giorno in cui Simone aveva deciso di suicidarsi. L'anno scorso l'avevamo fatto, quest'anno l'abbiamo rifatto. La realtà è che questo memoriale porta un po' a quello che è lo spirito di Simone. Simone era fatto così. Simone, anche nei momenti di grandissima difficoltà, lui era predisposto agli altri. Nei momenti in cui stava molto male, nel suo stato depressivo più nero, si preoccupava degli altri come stavano, più che preoccuparsi di se stesso. E quindi quella che è sua zia Giovanna, che è il braccio nostro forte per quanto riguarda queste organizzazioni di questi eventi, e abbiamo come sempre radunato. Il 18 è un giorno in cui noi raduniamo tutti i nostri amici, quelli che ci hanno sostenuto, quelli che ci continuano a sostenere, e siamo stati fortunati perché BHR ci ha offerto lo spazio, che era insomma bellissimo, e là è riuscita una serata, credo,
profonda, molto emozionante, perché poi i ragazzi hanno costruito un video dedicato a Simone, che è stato, ecco, questi qua sono i nostri fantastici ragazzi, un video che gli è costato molto tempo e lavoro e che ha fatto vedere chi era Simone, e in un breve periodo di 4 minuti e mezzo, insomma, hanno messo tutto quello che era Simone. Quello che si poteva. Allora, tra l'altro, prima avete visto le immagini di Giovanna Donini, se non sbaglio, ecco, è un portento nella conduzione anche della serata. Poi c'era la sindaca di Quinto, Stefania Sartori, che ha portato i suoi saluti. Poi avete visto quella squadra di psicoterapeuti di cui fa parte anche la dottora Scarabello, che insomma entrano in azione, ma poi lo vedremo. E poi tanti amici, perché appunto questo è il bello, tantissimi amici. Quelli erano tutti i nostri amici, di Simone, di famiglia, quelli che sono avvicinati e tutti quelli che insomma ci sostengono. Era un dovere, poi quello è un giorno dove c'è il dovere da parte nostra di raccontare a loro dove sono finiti i loro sforzi, perché alla fine ognuna di queste persone che rappresenti in qualche maniera ci ha aiutato e ha fatto sì che questa associazione stia avendo quello che sta avendo. Ed è secondo noi importante, insomma, scegliere un giorno dell'anno per ritrovarci e scambiarci un sorriso, anche se dentro di noi abbiamo un dolore forte, però credo che sia importante per tutti. Allora, presenti anche tanti amministratori del territorio. Ho citato la sindaca Sartori, c'era il sindaco di Breda Mosole, e pure l'amministrazione comunale di Treviso con l'assessore Gloria Tessarollo, che abbiamo sentito e che dice delle cose molto molto preoccupanti e significative. Dati pessimi sia sul fronte dei giovani sia sul fronte degli anziani, e quindi c'è qualcosa che evidentemente non gira nel modo giusto nonostante gli sforzi di tutti. Allora sensibilizzare e soprattutto fare entrare le persone nel tema, nell'argomento, per cercare di prevenire i suicidi, per parlare di depressione e per essere molto più attenti e più sensibili verso gli altri, e le amministrazioni non possono che essere a fianco di associazioni come questa, che si spendono ogni giorno nel territorio per offrire questo tipo di supporto. Di che dati parla, Assessore? I suicidi sono in continuo aumento e non è neanche più una questione di genere, non sono più i ragazzi rispetto alle ragazze. L'età si sta abbassando molto e con la pandemia lo abbiamo, i dati della salute mentale ci dicono che sono aumentati tantissimo i disagi e le malattie mentali, perché è di questo che parliamo. Sono malattie e le malattie possono essere curate, ma bisogna riconoscerle, prendere atto che si sta attraversando un momento di forte difficoltà e curarla come si deve. E quindi in questo c'è ancora un forte stigma che va assolutamente superato, lo stigma per la malattia mentale, per la depressione, e bisogna poi informare le persone sui canali che ci sono, e ci sono diversi servizi e diverse associazioni come il Filo di Simo che possono offrire un sostegno e un aiuto insieme ovviamente ai servizi sanitari. Dottor Scarabello, l'assessore Tessarollo ha toccato dei punti nevralgici, quindi parla di un aumento dei fenomeni che possiamo confermare da giornalisti, da cronisti, un abbassamento dell'età e un coinvolgimento sempre più marcato delle giovani donne. Fino a qualche tempo fa era un fenomeno soprattutto maschile. Certo. È così? Sì, dopo naturalmente la società cambia, cambiano i contesti e quindi anche i fenomeni vanno poi ad evolversi, no? Soprattutto nei social media, ma anche nei media tradizionali vediamo insomma che viene raccontato questa sorta di disagio giovanile. Forse un po' la riflessione che possiamo fare è che alle volte il disagio giovanile ci colpisce, no? Magari ci fa sentire anche noi un po' a disagio, però forse le associazioni come il Filo di Simo, ma anche poi tutta la comunità con i portatori di interesse, quello che possono fare è ascoltare questo disagio, no? E concentrarsi nel costruire delle soluzioni che possono essere parte della comunità, quindi è la comunità tutta che si prende carico
disagio che viene espresso, no? E costruisce insieme delle soluzioni che poi magari rendano protagonisti i giovani e le giovani, no? Perché anche questo è importante, le soluzioni sono efficaci quando sono condivise e condivisibili, ecco. Ivan, stiamo già trasmettendo questi riferimenti, i vostri riferimenti. Come funziona? Allora, funziona che a quel numero di cellulare abbiamo la nostra fantastica segretaria, non mi stancherò mai di dire che è stratosferica perché è H24, e si può chiamare questo numero qualora non ricevessero subito risposta, basta mandare un messaggio WhatsApp con il numero di telefono, vengono richiamati, fatto il primo contatto, dopodiché questo numero viene girato alla nostra coordinatrice di psicoterapeuti che fa il secondo colloquio telefonico, e in base a dove abita la persona, in base alla zona dove sono gli psicoterapeuti, viene inviata in uno dei 4 sportelli che abbiamo, che uno è a Silea, Villorba, Ponzano Veneto e Zero Branco. E da lì inizia un percorso. La scelta che si è fatta come associazione è stata una scelta, come ripeto, di portare a termine, quando è possibile, il percorso della persona in accoglienza. Quando non si ha la possibilità di intervenire e pagare la psicoterapia, interveniamo noi con i fondi che raccogliamo. La misura era determinata dall'ISEE, però anche là abbiamo fatto un cambiamento perché abbiamo visto che l'ISEE a volte non è proprio veritiera, e quindi facciamo un'ulteriore analisi dell'ISEE, e quindi anche in questo caso, se è il caso, interveniamo in parte per far sì, insomma, di riuscire a dare a tutte le persone la possibilità di farsi seguire da uno psicoterapeuta che gli trovi a trovare il percorso giusto, perché poi alla fine io sono convintissimo che lo stato depressivo sia una condizione temporale e che è come essere forse in una stanza priva di luci e si continua a gironzolare, a un certo punto c'è un lumino che ci permette di trovare un'uscita, che facendolo insieme ed affidandosi ai professionisti, perché poi anche in questo caso a volte la medicina di casa non funziona. Bisogna avere il coraggio di parlare. Noi siamo del tutto un'associazione anonima, nel senso che chi ci contatta, io per esempio che sono il presidente non so chi sono, io ho solo dei numeri e basta, perché crediamo che in questo caso qua ci sia l'assoluta riservatezza, che è un ruolo importante. Anche perché appunto prima Tessarollo parlava di stigma, c'è ancora, dottor Scarabello, questo stigma. Certo, forse diciamo che da dopo la pandemia il dato, diciamo, c'è un'evoluzione rispetto a queste, le persone sono più disponibili a poter parlare di quello che succede nelle loro vite, no? Magari una volta le persone tendevano più a tenere dentro le mura di casa, no? Adesso le persone, i giovani e anche i meno giovani, si stanno accorgendo di quanto possa essere utile poter trovare dei servizi territoriali che possano prendersi carico, no? E poter lavorare insieme. Ripeto, la persona deve essere la protagonista della propria storia di cambiamento, no? Quindi quello che anche cerchiamo di fare con il Filo di Simo è proprio costruire dei percorsi, sempre poi in collaborazione con i servizi sanitari territoriali, con i comuni, con le istituzioni, che però renda protagonista la persona, no? Aumentare il numero di possibilità. Va ribadito che associazioni come la vostra supportano anche il pubblico. In questi mesi, proprio dopo la pandemia, abbiamo raccontato tante volte l'esigenza di psicologi, psichiatri presso i servizi sanitari pubblici. Più volte abbiamo parlato anche con la dirigenza dell'ULSS, si sta facendo tanto, però appunto i concorsi non sono sempre così fluidi, insomma ci sono ricorsi, e quindi realtà come la vostra aiutano concretamente. Ivan? Sì, ci auguriamo di sì, anzi diciamo che è importante. Noi siamo partiti inizialmente con questo concetto, il nostro non era un concetto sostitutivo, nel senso che noi non ci siamo pensati che saremmo diventati un punto sul territorio che avrebbero fatto qualcosa come differenza. Noi siamo partiti dal concetto di essere un qualcosa che si mette a disposizione.
È importante per esempio ricordare anche che c'è un servizio H24 che si chiama Inoltre e che è stato istituito a livello regionale, che è molto importante perché le persone... io credo che quello che dobbiamo fare con tutte le altre associazioni che si pongono a far rete sia quello di dare questo messaggio alle persone che hanno la difficoltà ad uscire e di fargli capire che fuori, al di fuori, c'è un mondo veramente di strutture che li possono aiutare, li possono accogliere e poi il pubblico può fare quello che può fare perché insomma noi capiamo, noi l'abbiamo vissuto in prima persona con Simone. Simone, come ho già detto più volte, era seguito da uno psichiatra, da uno psicologo dell'USL e poi noi avevamo assunto una psicoterapeuta privata. Dico sempre che comunque l'USL di per sé, la struttura pubblica, non ha delle colpe gestionali. D'altro canto, con le poche risorse che hanno un bagaglio importante di persone da seguire e purtroppo Simone in quei frangenti che aveva bisogno aveva qualche difficoltà a essere seguito. Noi d'altronde siamo niente, siamo una piccola goccia in un oceano, quindi abbiamo la fortuna di avere un certo numero di psicoterapeuti molto bravi che ci aiutano e quindi facendo le proporzioni noi siamo un po' più avvantaggiati numericamente. Noi, io dico sempre, manteniamo un equilibrio che è importante, noi siamo a disposizione e siamo qua. E poi Ivan, tu hai mantenuto una grande forza insomma, perché per fare tutto questo in così poco tempo significa insomma... Ma io sinceramente, guarda, continuo a dirlo e lo dirò sempre, io ho messo un'esperienza a disposizione, ma sicuramente non sarebbe successo nulla se non avessimo avuto una squadra di giovani strepitosi, una squadra di psicoterapeuti bravissimi, se non avessimo avuto nel direttivo delle persone bravissime che ci hanno aiutato. Resto dell'idea che nella vita se puoi fare qualcosa bene e farlo devi avere tante persone che ti aiutano, se no noi da soli sicuramente non avremmo fatto nulla. Ivan Scremin, grazie davvero, grazie al dottor Giuseppe Scarabello, info@ilfilodisimo.it oppure il numero 351 503 2430. Allora, noi ci fermiamo solo qualche istante, poi andiamo a Venezia per raccontarvi questa giornata di carnevale. Ci sono anche problemi dal punto di vista così dell'ordine pubblico, nulla di grave, ma vi dico già che ci sono stati 50 interventi dell'idroambulanza, una persona è caduta anche in acqua. Ci collegheremo quindi con Lorenzo Maier, poi ancora il tema della siccità e una pagina politica, fra poco. Chiamiamolo. Di nuovo in diretta per proseguire questo nostro racconto della domenica a Nord-Est. Do già il benvenuto ai miei due nuovi ospiti, Andrea Penzo Aiello, imprenditore che si sta avvicinando al terzo polo in vista delle comunali 2023, Giorgio Granello, buongiorno anche a lei, coordinatore elettorale di Forza Italia, anche lui proiettato verso le comunali 2023, ovviamente comunali di Treviso. Però c'è ancora un po' di cronaca, ci sono ancora dei fatti di cui dobbiamo darvi conto. Vi mostro queste immagini che sono molto significative. Sono atterrati a Pisa e Pratica di Mare gli aerei di Guardia di Finanza e Aeronautica Militare che hanno riportato in Italia il contingente dei Vigili del Fuoco che ha operato in aiuto alla popolazione nella missione coordinata dal Dipartimento di Protezione Civile. Stiamo parlando ovviamente del terremoto in Turchia. Sono arrivati ieri sera alle 20 eventi all'aeroporto militare di Pisa con a bordo il contingente USAR del Veneto e Friuli Venezia Giulia e personale sanitario. Come sapete i nostri uomini e gli uomini del Veneto e del Friuli Venezia Giulia sono stati i primi di fatto ad arrivare sul luogo del terremoto, ad accogliere gli operatori ieri sera appunto a Pisa, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Toscana Marco Frezza e il comandante di Pisa Nicola Cianelli del primo contingente USAR inviato per l'appunto in Turchia. Il personale è stato salutato anche dal capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Guido Parisi in collegamento telefonico. Il team USAR del Veneto e Friuli, composto da 15 operatori,
Factory ed era guidato dall'ingegner Francesco Cicirello, è poi rientrato nella notte al comando di Venezia. Quindi questa è la missione dei Vigili del Fuoco veneti in Turchia, dove appunto è successo quel terremoto che ha provocato oltre 40.000 vittime. Noi adesso siamo in grado di collegarci telefonicamente con Lorenzo Maier da Venezia, perché Venezia ovviamente in queste ore è presa d'assalto, nonostante il tempo non sia dei migliori, presa d'assalto da migliaia di turisti e non mancano anche dei problemi. È così, Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Cristian, a te e ai tuoi ospiti, buona domenica anche ai nostri telespettatori. Sì, chiaramente l'afflusso di carnevale previsto sta riempiendo la città e ieri ovviamente sabato di carnevale, un momento clou, è stato un buon da fare per tutti coloro che in queste ore stanno garantendo la sicurezza. Pensate che il SUEM 118 con le ambulanze della Croce Verde hanno effettuato nel solo centro storico veneziano, quindi solo nella città storica, ben 50 interventi, un numero record se rapportato ai giorni normali per la città di Venezia. 50 persone soccorse al pronto soccorso dell'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo, ospedale cittadino, per fortuna patologie non gravi, tra queste anche una persona che è caduta in acqua. Come abbiamo dato conto anche sul telegiornale di ieri, i soccorritori si sono trovati in queste ore, si stanno trovando anche un problema in più, perché alcuni canali interni della città di Venezia, alcuni canali lagunari sono in secca, per cui rende difficoltoso il passaggio con le idroambulanze, quindi i feriti, i pazienti sono stati portati anche a braccia in alcuni tratti per che potessero avere le migliori cure del caso. Comunque tutto si è risolto, la persona caduta in acqua si è poi ripresa, evidentemente qualcuno ha anche alzato un po' troppo il gomito, preso forse dall'euforia di questi festeggiamenti. Oggi un'altra giornata clou campale, perché è previsto che i 100.000 turisti di ieri possano addirittura aumentare e raggiungere nella domenica numeri ancora maggiori. Fino a martedì sarà così. Abbiamo così parlato dei soccorsi effettuati dal SUEM dell'URSS per Serenissima con il direttore generale Edgardo Contato e tutto il suo team. È un modo anche per parlare e ringraziare tutti coloro, le forze dell'ordine, la polizia locale, i vigili del fuoco, appunto il personale del SUEM, che i volontari, la protezione civile, che si stanno prodigando affinché la festa possa avere un buon corso. Ecco Lorenzo, era da tanto che Venezia aspettava un evento di questo tipo, che aspettava di ritornare al passato. Sì, diciamo che in questi giorni stanno dando la conferma che a Venezia è ritornata, come tutto il nostro Veneto, come ovviamente la Marca Trevigiana, come il Nord-Est e come l'Italia, però Venezia, quello del Carnevale, è sicuramente un evento che tutti aspettavano a livello mondiale e ha dato la conferma che la città con responsabilità, ecco, vogliamo aggiungere anche questo, ha preso la via del rilancio e quindi un segnale certamente positivo. Tra le feste che tutti aspettavano, che ieri è tornato veramente in magna, c'è stato il ballo del Doge. Che vediamo nelle immagini, ecco, lo dico al pubblico che è a casa, queste sono le immagini del ballo del Doge, davvero suggestive. Tra l'altro c'era un ospite d'eccezione, che tu ben conosci. Ce n'erano due, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, suo marito, e a sorpresa è arrivato un po' un ospite che è un po' un veneziano quasi acquisito, Zucchero Fornaciari. Ecco, possiamo darvi questa piccola primizia, immagini di cui ringraziamo ovviamente, che sono arrivate proprio poco fa, perché la festa si è protratta fino alle 5 di questa mattina, e immagini che hanno veramente fatto vedere la spettacolarità di questo carnevale, con artisti, con ospiti, con 600
partecipanti e veramente un inno al carnevale che sarà replicato anche lunedì e martedì con grandissime feste sia per tutti, con gli spettacoli sull'acqua all'Arsenale e anche le grandi feste nei palazzi veneziani. Siamo tutti in attesa di sapere domani notte chi sarà la Maria, per esempio, del 2023. E so che sarai il primo a saperlo, Lorenzo. Allora vorrei fare un esperimento, perché queste immagini di fatto ci stanno arrivando proprio in questo momento, e mostrarvi Federica Pellegrini, perché dovrebbe essere nelle immagini che mi hai gentilmente girato, Lorenzo. Eccola, eccola qua. Ecco Federica Pellegrini. La vediamo, l'avevi intervistata poche settimane fa, Lorenzo. Sì, Federica Pellegrini, la cosa forse più bella è vedere come questa campionessa sia un emblema dello sport di Venezia, mi permetto di dire, ma del Veneto e dell'Italia, perché ha smesso di nuotare ormai da un po' purtroppo, ma la sua popolarità, il suo fascino, il suo carisma è rimasto assolutamente intatto ed è veramente un emblema del Veneto che ricordiamo è anche componente del CIO. Assolutamente. Degli atleti, che sarà credo sicuramente una grandissima ambasciatrice per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, anche se non è la sua specialità, ovviamente, gli sport invernali, è sicuramente un'ambasciatrice a livello planetario. Grazie Lorenzo, grazie, in questi giorni ci sentiremo spesso, grazie soprattutto per queste immagini bellissime che arrivano di fatto in presa diretta. Grazie al nostro Lorenzo Maier. Prima di passare al dibattito politico, i temi sono tantissimi, un altro fronte caldissimo, fuori di metafora, quello della siccità. Vi abbiamo raccontato in questi giorni i canali in secca di Venezia che stanno stupendo, insomma, anche i turisti che stanno raggiungendo la città per il Carnevale. La Regione del Veneto, tramite l'assessore regionale all'agricoltura Federico Caner, chiede misure urgenti. Sentite. Sicuramente la situazione è preoccupante, purtroppo siamo tornati ai livelli dell'estate scorsa e quindi ovviamente c'è massima allerta sia da parte nostra per quanto riguarda il tema dei consorzi bonifica, sia per quanto riguarda la gestione ambientale tramite il collega Bottacin, con il quale siamo sempre in contatto con l'autorità di gestione di bacino. È ovvio che stiamo monitorando la situazione e se la cosa continua così dovremo procedere l'anno scorso utilizzando tutte le deroghe. Del resto purtroppo se non c'è pioggia non è che riusciamo più di tanto a intervenire nell'immediato. Abbiamo chiesto al governo di intervenire con soluzioni anche importanti in termini di investimenti da un lato, ma ovvio che ci vorrà qualche anno per la creazione di bacini di laminazione, bacini di raccolta più che altro acqua e poi nell'immediato abbiamo chiesto tutte le deroghe necessarie per cercare di utilizzare l'acqua lì dove è stivata. Ovvio che abbiamo sempre il problema con i cugini trentini che in questo momento stanno riempendo le dighe e questo non va bene perché l'acqua è un bene prezioso per tutti e deve essere gestita in maniera collettiva. Qui però deve intervenire il governo, deve intervenire lo Stato? Assolutamente sì, l'abbiamo già chiesto, io l'ho già chiesto al Ministro Lollobrigida, al Ministro dell'Agricoltura, perché è ovvio che noi siamo preoccupati per questo settore, ma il tema della mancanza dell'acqua non investe soltanto l'agricoltura, ma insomma il vivere civile, insomma anche l'uso umano. Quindi abbiamo chiesto misure straordinarie e ora vedremo quali saranno le risposte. Caner, che ieri era presente alla presentazione della lista del candidato sindaco Mario Conte, della lista civica. Fra qualche giorno ci sarà la presentazione della lista della Lega. Già ci sono state le presentazioni della lista di Forza Italia con Granello proprio pochi giorni fa. C'è stata poi la presentazione della candidatura
di Nicolò Rocco per il terzo polo, c'era anche Aiello che sarà tra i candidati. Al momento non c'è l'ufficialità per nessuno, diciamo, perché insomma siamo nei giorni, nelle settimane della tattica e più che della strategia, della tattica. La strategia forse si è già fatta, però insomma diciamo che Aiello è in pole position per una candidatura nel terzo polo, comunque nella lista civica a supporto di Nicolò Rocco. È collegata, mi dicono, anche Michela Nieri, consigliere comunale del Partito Democratico. Mozione Schlein, dico bene Nieri perché fa la differenza in questi giorni che precedono le primarie del PD, che si terranno, lo ricordiamo, il 26 febbraio, quindi domenica prossima. Parleremo anche di questo. Prima però con voi vorrei affrontare un tema generale che però riguarda poi da vicino le comunali di Treviso, ma non solo, di Vicenza, tutte le comunali in previsione in primavera. L'astensionismo, un vero e proprio spettro. Avete visto le percentuali davvero lilipuziane, mi verrebbe da dire, delle regionali in Lazio e Lombardia. Su questo abbiamo chiesto un'analisi al politologo principale del Veneto, Paolo Feltrin, che abbiamo intercettato in un convegno delle ACLI di Treviso. Queste le riflessioni di Feltrin. Professor Feltrin, ecco, l'astensionismo record che si è registrato in Lombardia e in Lazio, che cosa ci racconta? Ma innanzitutto non è la prima volta, perché in Emilia-Romagna nel 2018 era andato a votare il 37%. In secondo luogo bisogna capire che quando si fanno elezioni così staccate l'una dall'altra, senza un dibattito nazionale, la gente non ci va. L'anno scorso nel libro bianco che avevamo fatto sull'astensionismo avevamo suggerito l'election day, cioè che si voti una volta l'anno per tutte le possibili elezioni, allora la gente è concentrata. Adesso hanno votato a ottobre, hanno votato adesso a febbraio, ad aprile in Friuli Venezia Giulia, a maggio nei comuni italiani, a fine maggio-giugno nei comuni siciliani, poi a settembre, poi forse a novembre. Non si può andare avanti con 9, 7, 8, 9 elezioni l'anno e poi chiedersi perché la gente non va a votare. Cioè c'è un atteggiamento di incuria verso questi aspetti minimi che poi produce quello che vediamo. Un altro esempio, ci voleva poco a pensare che se io faccio le elezioni la domenica della settimana del Festival di Sanremo, per quella settimana in tutta Lombardia si parlava del Festival di Sanremo e non delle elezioni. Cioè, è l'ABC, cioè, nessuno l'avrebbe mai fatto nei decenni passati, anche quando Sanremo contava meno. Ecco. Allora, un po' più di cura a questi aspetti forse risolverebbe almeno una parte del problema, quella involontaria. Poi se uno non vuole andare a votare, affari suoi, insomma. Faccio un ultimo esempio per capire. Alle ultime elezioni tedesche il 47% ha votato per corrispondenza. Nelle ultime elezioni americane tra avance e voto, cioè il voto nei 15 giorni precedenti, voto per corrispondenza eccetera, ha votato quasi il 60%. No? Se non ci fossero stati, quasi sicuramente larghissima parte della gente non sarebbe andata a votare. Cioè, l'ultima osservazione da fare è che in epoca contemporanea il cosiddetto voto al seggio non è più di moda, tra virgolette, non è più la modalità che è valsa per l'Ottocento e il Novecento. Quindi pensare a concedere 15 giorni in anticipo per il voto, a consentire a chi è fuori comune di votare nel comune dove è e non nel comune di residenza, aiutare gli anziani. Ecco, ci sono 1000 cose che si possono fare invece di starnazzare sempre che la gente non va a votare. Granello, parto da lei. Queste le riflessioni di Paolo Feltrin. Lei è stato sindaco, amministratore di lungo corso nella Marca, politico, insomma la conosciamo tutti. Condivide questa linea di pensiero di Feltrin? Troppe elezioni, ci vorrebbe un election day e soprattutto temete un effetto anche sulle comunali? Sì. Credo che vadano ripensate un po' le dinamiche che ruotano attorno all'orbita nel momento in cui i cittadini sono chiamati al voto.
ma credo che ci sia anche una grande disaffezione, perché il motivo principale è perché il cittadino non va a votare. Sì, può essere anche sfoviato da quelle che sono le dinamiche dei mass media, delle TV, di quelli che sono gli eventi e via dicendo, ma è anche vero che il cittadino si è disaffezionato alla politica. C'è stato negli anni un grande scostamento di quello che sono state le dinamiche anche della propaganda ante votazioni, ma soprattutto il mancato coinvolgimento dei cittadini durante tutto il periodo che non si vota. Perché che dico questo? Perché siamo abituati a andare in campagna elettorale all'ultimo mese, gli ultimi 2 mesi, sempre con maggiore velocità, senza sentire, coinvolgere il cittadino durante i 5 anni di amministrazione. Ecco, forse questo, al di là della parte amministrativa, perché la parte amministrativa lo deve fare, ma a livello politico, di movimento, coinvolgerli di più, probabilmente riusciremo a trovare anche nuova linfa delle parti più giovani dei nostri cittadini. Quindi la politica attiva va fatta sempre, non al momento delle elezioni. Cultura di una politica, cultura del territorio, del cittadino, vuol dire anche una cultura tutto l'anno. Ecco, lei Aiello per esempio arriva da un'esperienza di politica attiva, perché di fatto nei 2 anni della pandemia è stato presidente di Veneto Imprese Unite, questa associazione che ha portato avanti gli interessi dei commercianti in un periodo non facile. Dice bene Granello, bisognerebbe attivare la popolazione sempre, non solo quando arriva il momento fatidico. Assolutamente, anche perché poi il polso della situazione sia il giorno delle votazioni, quando si vedono le affluenze, ma anche le settimane prima, quando si cercano di costruire le liste. Il fatto che non solo la gente non vada più a votare, ma non voglia neanche più candidarsi, fa capire come sì, c'è un problema sicuramente di struttura elettorale, ma c'è anche un problema di lontananza del cittadino dalla politica. E soprattutto nelle elezioni come quelle amministrative, dove è la gente comune che può mettersi in gioco per la collettività, non trovare più nessuno, che sia il professionista, che sia il cittadino, che sia il giovane, che vuole metterci la faccia, vuol dire che non si è coinvolto abbastanza nei 5 anni precedenti. Dopodiché però, tornando anche appunto in parte a quanto ho detto all'intervista precedente, bisogna rendersi conto che siamo entrati ormai nel 2023, si permette ancora all'italiano all'estero ad esempio di votare per corrispondenza, ma non si permette mai allo studente fuori sede o al lavoratore fuori sede di votare nel comune proprio di appartenenza, e molto spesso prendere un treno, investire 80-90 euro magari per un insegnante precario o per uno studente fuori sede non è così possibile, così facile per un'elezione. Quindi arrivare finalmente a un'elezione anche appunto con lo SPID, visto che adesso grazie al Covid abbiamo implementato anche questo servizio, o con altri strumenti che si possono facilmente attuare oggi, permetterebbe di riavvicinare gran parte dell'elettorato, che però appunto deve essere prima coinvolto durante tutti i 5 anni precedenti. precedenti. Che questi strumenti elettronici consentirebbero di avvicinare i giovani alle urne. Nieri, il tema dell'astensionismo riguarda le elezioni, in questo caso comunali, ma riguarda anche le primarie del Partito Democratico che si terranno, lo ripeto, il 26 febbraio prossimo o no? Beh, immagino purtroppo sì, che anche il 26 ci sarà un forte numero di astensionismo, anche se spero non sia così. Ovviamente l'interesse per la politica è cambiato e se, come dice il professor Feltrin, è vero che la gente è più interessata a Sanremo che a interessarsi a chi saranno poi i governatori della propria regione, vuol dire che la politica è messa veramente in questo momento male. Mi auguro che il 26 non sia così, anche perché parliamo di una votazione per la segreteria di un partito, quindi spero che almeno gli iscritti e i simpatizzanti si rechino alle urne. Devo anche dire che sarà più facile il voto, perché ci saranno dei gazebi sparsi in tutte le città e quindi sarà più facile avvicinarsi, basterà la carta d'identità. Speriamo che almeno questo faciliti un po' gli elettori. I seggi, tra l'altro, dicevano ieri dal Partito Democratico nella Marca saranno una 60, quindi ci sarà una
distribuzione. Insomma, staremo a vedere che cosa succede, perché di solito l'astensionismo, si diceva a Granello, no? Favoriva il centro-sinistra, forse adesso non è più vero neanche questo. Chi favorisce l'astensionismo? Ma credo che sia assolutamente universale, trasversale e che non faccia prigionieri o vincitori di qualsiasi modo. Credo che sia veramente radicato e quindi diventa anche come dire, un monito sia per noi, ma soprattutto dovrebbe essere anche l'auspicio di riuscire a ricomporre certe distanze, no? Il cittadino non deve essere visto da lontano, come il cittadino deve vedere chi ci dirige vicino tutti i giorni, ma parlare anche la stessa lingua che tante volte non si parla, tante volte vengono trattate dinamiche che non sono sentite, e soprattutto i giovani che hanno bisogno anche di un cointeressamento sulle aspettative che loro hanno, più di cercare un qualcosa di mediatico o qualcosa di generale, no? E lo stesso dicasi per i nostri anziani. Gli anziani è perché andiamo a trovarli qualche volta, poche volte, dove sono ospitati, oppure tanti che vivono da soli e hanno bisogno di una parola. E questo vorrebbe dire ricreare un gruppo di cittadini, un gruppo di comunità. Però vi chiedo, chiedo a Nieri, il civismo, perché adesso va di moda il civismo, sono tutti civici, il centro-sinistra civici, civici nel centro-destra. Il civismo ha fatto bene o male alla politica? Nieri? Allora, per me non ha fatto bene. Nel senso, c'è una corsa alle liste civiche, queste liste civiche che non si riesce mai a connotare bene, se stiano da una parte o dall'altra, sono molto, sì, ora va di moda il termine fluido, sono molto fluide. Io sono per i partiti, certo organizzati in maniera diversa, dove l'iscritto, il cittadino possa partecipare in maniera molto più attiva e soprattutto abbia molto più potere decisionale, cosa che in questo momento nei partiti decide praticamente la dirigenza e tutto il resto poco conta. E non sono una per le liste civiche, sono una che abbraccia dei principi che devono essere all'interno di una comunità ben stabilita e certa. Questa è la mia idea. Poi però mi accorgo che fondamentalmente sia la destra che la sinistra adesso si appoggiano molto per recuperare voti a liste civiche. Cosa che a me non piace. Aiello, da imprenditore che si sta muovendo su una lista collegata al terzo polo, una lista civica, immagino che non condivida le parole di Nieri. No, ma semplicemente perché parliamo di disaffezione alla politica oggi, proprio perché negli anni passati troppo spesso le fazioni politiche, sia da una parte che dall'altra, hanno perso più tempo a bisticciare sugli ideali che devono essere alla base della politica, sia chiaro, ma che molto spesso poi mettono i bastoni tra le ruote a quelli che sono le vere proposte da portare a termine, senza quindi poi arrivare ai risultati. Mi ha fatto specie una discussione che è avvenuta proprio a Treviso poche settimane fa sul polo sportivo che dovrebbe essere aperto in zona Tarvisium, per capirsi, a Monigo, dove si litigava tra destra e sinistra tra chi l'avesse proposto prima, ma se fosse una cosa che effettivamente andava bene a entrambi ed è 15 anni che ne parlano, perché non siamo riusciti a concretizzarli in maniera pragmatica? E qui ad esempio Nicolò si è messo appunto di traverso dicendo ok, siamo d'accordo tutti quanti, noi come terzo polo non possiamo che essere favorevoli a uno studio di questo tipo, quindi mettiamoci almeno questa volta assieme, pensiamo alla collettività, e ovviamente un ragionamento come questo è più facile per un civico che non deve poi rispondere alle esigenze del partito regionale o nazionale. Dopodiché ricordiamoci anche che alle scorse politiche a cui ho partecipato c'è stato il grossissimo problema dei segretari o comunque del partito a livello nazionale che imponeva i nomi nelle circoscrizioni. Di conseguenza un territorio non si sente più rappresentato da un partito quando gli mette le persone calate dall'alto, quando un Fassino era candidato a Treviso togliendo magari il posto a un trevigiano che ha fatto bene per molti anni. E Nieri immagino ne sappia qualcosa, insomma.
Sì, ne so qualcosa. Vorrei dire innanzitutto che però Nicolò Rocco rappresenta un partito, non è un civico. Volevo solo sottolineare questo. Per quanto riguarda il fatto, l'ho detto prima, sì, le candidature non devono venire dall'alto, ma devono partire in realtà dal basso. Su questo sono d'accordo con Aiello. Questo sicuramente. E secondo lei Elly Schlein, rimanendo appunto sulle primarie, riuscirà a invertire questa piramide? Ma innanzitutto bisogna vedere se vince, se riesce a diventare segretaria. E secondo me è l'unica che potrebbe rinnovare veramente il partito e cercare di scardinare queste politiche. Io ne parlo, guardi, totalmente senza alcun interesse, spero di credere nella persona giusta come segretario, che poi non sia magari una delusione dopo, però mi sembra una ragazza preparata e che abbia veramente intenzione di migliorare il Partito Democratico, anche perché in questa direzione non si va da nessuna parte. Cioè, diciamo che Nieri, nella politica la speranza è il sale, insomma, è fondamentale. È tutto. Granello, le faccio una domanda proprio spot, poi andiamo in pubblicità. Forza Italia quanto teme il terzo polo? Non tanto quanto lo teme, ma diventa quasi una voglia di competere con loro, perché in un certo qual modo anche loro sono moderati e quindi proprio nel nostro intendimento di rappresentare varie anime di espressioni moderate, li vedo più come come si dice, una contrapposizione, ma con finalità molto, molto simili, molto vicine. Le dinamiche poi dei blocchi e quelli che vanno poi ad assumersi quell'identità che poi, è vero, tornando al discorso di prima dei civici, ma è anche vero perché i partiti non hanno dimostrato di confermare elementi del territorio che poi diventavano i portavoce dei cittadini. Oggi nessun partito può permettersi che chi vince, chi è eletto, non alzi la mano in Parlamento. Invece la politica vera, ricordandola a determinati tempi, ma non tantissimi anni fa, era quella che l'eletto rappresentava veramente il territorio, portava i problemi nel tavolo a Roma e da lì si ragionava. Oggi è difficile gestirlo perché è il blocco partito che individua gli elementi e li mette all'inizio delle liste. Allora facciamo così, qualche istante di pubblicità, poi vi faccio sentire anche Giorgia Meloni che poche ore fa è tornata con i suoi appunti settimanali e parla del fronte bollente di questi giorni, il super bonus. A fra poco. Di nuovo in diretta con Andrea Penzo Aiello, imprenditore vicino al terzo polo, un futuro candidato, insomma, lo possiamo dire, poi insomma manca il suggello dell'ufficialità, con Nicolò Rocco in vista delle comunali del 2023 a Treviso, Giorgio Granello, coordinatore elettorale di Forza Italia a Treviso, e Michela Nieri del Partito Democratico, consigliere comunale a Cassugana. Vi faccio sentire, perché è uscito da poco, il video settimanale di fatto della Premier Meloni che affronta il nodo caldissimo del super bonus. Come sapete c'è stato questo stop allo sconto in fattura, alla cessione del credito, quindi le associazioni di categoria, l'ANCE su tutte ma non solo, sono sul piede di guerra. La Confartigianato anche della Marca Trevigiana ha parlato di slealtà, il presidente dell'ANCE del Veneto addirittura proprio ai nostri microfoni di un Giorgetti boia, insomma il clima è questo. Sentiamo quindi le parole della Premier Meloni. Nello stesso Consiglio dei Ministri di qualche giorno fa ci siamo tornati a occupare anche dell'annosa vicenda del super bonus. Non è la prima volta che il governo si occupa di questa materia, abbiamo dovuto tornarci sopra
per cercare ancora una volta di sanare una situazione che è diventata purtroppo fuori controllo, con esiti che possono essere imprevedibili e molto pesanti. Dunque partiamo da questo presupposto. Nell'ordinamento italiano ci sono sempre state misure che consentivano di scaricare dalle tasse opere di ristrutturazione, di efficientamento energetico, i lavori in casa. Sono buone misure, sono misure utili, sono misure che favoriscono il lavoro, sono misure che fanno circolare l'economia, e anche il superbonus, dal mio punto di vista, l'ho detto, lo ripeto, nasceva con intenti condivisibili. Il punto qual è? Il punto è che la misura è stata scritta così male e fatta così male che ha generato una serie enorme di problemi che noi oggi abbiamo ereditato e siamo tenuti a cercare di risolvere. Perché? Il superbonus aveva sostanzialmente due grandi errori. Il primo era poter scaricare il 110% di quello che spendevi. Perché? Perché se ovviamente a me rimborsano più di quello che spendo, sarò tenuto a non controllare quanto spendo. Perché che cosa mi interessa? Tanto lo Stato rimborsa. E questo ovviamente ha prodotto una serie di risultati, tra cui che i costi dei materiali sono lievitati in modo esorbitante e che la bolla piano piano si è gonfiata. È la ragione per la quale il nostro governo è già intervenuto portando il bonus dal 110% al 90%, perché è ovvio che se io devo mettere un 10% di quello che sto spendendo sarò più accorto, più attento a guardare quanto spendo e a guardare se per esempio i prezzi non siano in alcuni casi lievitati senza motivo. Ma la seconda e più complessa questione riguarda il fatto che il superbonus ideato dall'allora governo giallorosso prevedeva la possibilità che il credito che io avevo quando facevo i lavori nei confronti dello Stato potesse essere cedibile. Cioè io lo potevo cedere a una banca, lo potevo cedere a un intermediatore finanziario, lo potevo cedere a un'impresa, lo potevo cedere illimitatamente e all'inizio senza alcun controllo. Addirittura all'inizio non era possibile, su crediti che erano stati ceduti anche 10 volte, risalire a chi avesse generato quel credito. Ora voi capite che un sistema del genere si presta un tantino alle truffe e si presta anche un tantino a creare, una bolla che fa lievitare questo meccanismo. Risultato: il costo totale attualmente è di 105 miliardi di euro. E questo è interessante perché io ricordo quando qualcuno che aveva inventato questa misura fatta così andava in giro in campagna elettorale a dire che grazie a lui voi avevate gratuitamente potuto ristrutturare casa. Però c'è un problema, che quando lo Stato fa una cosa non è mai gratuita, perché i soldi che spende sono soldi dei contribuenti e quindi quando spende dei soldi da una parte li mette e dall'altra li toglie. Sapete quanto è costata per ogni singolo italiano? Circa 2.000 euro, poco meno di 2.000 euro. Anche chi non ha una casa, anche un senza tetto. L'ha pronunciato. Ecco, questo è il punto che stanno battendo tutte le agenzie, ovvero ogni italiano ha speso di fatto o comunque ci ha rimesso 2.000 euro, quindi il super bonus è costato 2.000 euro a ogni italiano, così quindi la Premier Meloni. Tra l'altro nella giornata di domani ci saranno già degli incontri tra ministeri competenti e associazioni di categoria, come vi ho detto, ANCE, CNA, Confartigianato, insomma tutte le sigle sono sugli scudi perché di fatto dicono qui questa incertezza non ci fa bene. Granello, lei è anche del settore, è presidente nazionale, se non sbaglio, di Conf Associazioni, referente per il Nord Italia. È un tema questo? È un tema veramente preoccupante, tanto è vero che tutte le nostre associazioni, in particolare quelli degli amministratori di condominio e della proprietà in genere, sono veramente preoccupate perché
a seguito di delibere assembleari per il benestare al processo, che è quello che portava al 110, tantissimi condomini si sono già impegnati con costi propri, perché è vero quello che ha detto la Premio un attimo fa, ma è anche vero che all'interno dei condomini andavano prima verificate la mancanza di abusi edilizi, andavano verificate le idoneità catastale, quindi avevano messo nelle condizioni i condomini prima di fare tutta una serie di spese e poi avventurarsi in delibere che portavano appunto all'adesione, quindi a stipulare contratti con aziende di questo tipo. Quindi a tantissime è andata bene, ma per la maggior parte dei casi non sta andando bene. In questo periodo poi, dove nelle aziende sono stati bloccati i versamenti perché è il cane che si mangia la coda, a un certo punto hanno smesso di avere le risorse nei conti correnti per procedere. Quindi una carenza tragica di liquidità. È una carenza tragica di liquidità che porta veramente ad avere tantissimi condomini, per esempio, senza finestre, con impalcature montate da magari un anno e che si vedono impossibilitati a procedere. E quindi che cosa dovrebbe fare il governo per evitare quella che le categorie non solo hanno preannunciato come una catastrofe? C'è un punto di caduta? Intanto è vero che questo sta generando un grosso deficit, ma è anche vero che a chi è stato permesso di iniziare la procedura va permesso di concluderla, perché altrimenti chi ci rimette è il cittadino normale. Ma pensiamo a quelle delibere in condomini dove tantissimi condomini hanno difficoltà a arrivare a fine mese e si sono trovati anche obbligati a sottostare alla volontà di un'assemblea di condominio, magari non d'accordo, ma per ovvi motivi di democrazia, a procedere, e quindi oggi si trovano ad aver anticipato dei soldi e vedersi i lavori incompleti. E quindi con tutte le problematiche poi dell'impegno assunto anche con il proprio casella fiscale completamente intasata. Aiello, lei da imprenditore, che cosa ne pensa di tutta questa discussione? Mi verrebbe da dire pacta sunt servanda, o no? Sì, io la cosa che noto, perché sì, imprenditore è bello da dire, ma io faccio il barista e io tutte le mattine davanti al mio bancone vedo passare imprese edili, dai semplici muratori al capo dell'impresa, e ormai da mesi l'unica discussione che fanno davanti al caffè è capire da dove possono recuperare la liquidità dei crediti ceduti e come fare a portare avanti appunto i lavori nei condomini e nelle case. Anche con lo spauracchio di andare lunghi poi nei lavori, perché comunque il bonus che partiva da un 110 sta adesso, man mano che passano gli anni, scenderà la percentuale di quanto uno può recuperare. Quindi se oggi un condomino per un lavoro a 30.000 euro sa che deve investirne alla fine 5-10.000, rischia che se i lavori non terminano entro il 2023 o il 2024 si troverà a dover restituire quasi la metà di quanto ha dovuto preventivare per il lavoro completo. Con i prezzi della materia prima di oggi alle stelle. Il mio stesso condominio aveva preventivato dei lavori prima del Covid per 700.000 euro, quantificati col bonus 110% a quasi 5 milioni. Di conseguenza alla fine, per fortuna, il condominio ha deciso di non farli perché i tempi stringevano, perché le imprese non vogliono prendere nessun nuovo impegno di questo tipo, e perché poi c'è anche il rischio che arrivino general contractor o comunque imprese non meglio definite che portino a termine veramente i lavori, ma con materiale di dubbia provenienza e soprattutto di dubbia qualità, che si va a strapagare per avere magari tra 10 anni problemi inquantificabili. Nieri? L'errore è stato sicuramente a priori, nel senso che non si può dare un bonus del genere a chiunque al di là del reddito, perché questi soldi, se fossero stati utilizzati per aiutare le persone in difficoltà a ristrutturare le proprie case, probabilmente ci sarebbero stati
sì, meno lavori, ma più certi, più sicuri. Adesso con il bonus 110 si è visto, ma veramente palazzi da milioni di euro che vengono ristrutturati in continuazione anche a Treviso, è tutto un cantiere. Ecco, io avrei fatto certo un bonus, per me l'idea era una buona idea, fatto però secondo il reddito. Cioè non è che chiunque potesse accedere, secondo me le persone non dovevano accedere così al di là del reddito. Seconda cosa, adesso sono assolutamente convinta che non possono essere sospesi i lavori in corso, perché si mettono in difficoltà migliaia di famiglie e anche migliaia di imprese, si blocca tutto un settore che è fondamentale per il nostro paese. Quindi i lavori cominciati devono essere terminati, magari certamente con i dovuti controlli, e in caso la Premier dovrebbe dire vabbè, da adesso si cambia registro, quelli nuovi non saranno più così e metterà le sue nuove regole, ma certo non si possono fermare i lavori in corso, mettendo veramente in difficoltà. Di certo possiamo dire che serve una decisione di buon senso. Come sempre. Il buon senso è quello che va poi a regolamentare il tutto. È chiaro, dobbiamo dare l'opportunità alle nostre aziende di non fallire, perché stiamo parlando di questo, già nella drammaticità della situazione economica finanziaria delle nostre realtà. Quindi sicuramente, perché fallendo l'azienda falliscono di fatto anche tutte le componenti che poi vivono nel nostro tessuto urbano economico, e quindi conseguentemente saranno quelle che poi si riverseranno nei condomini, non pagheranno le spese, ci saranno l'obbligatorietà di ridistribuire i debiti tra condomini, quindi una bolla che potrebbe esplodere. Vediamo un altro tema che riguarda tante città del nord Italia, ma ovviamente parliamo di Treviso. Lo smog, l'allerta PM10 è il solito refrain, ma diciamo che quest'anno più di sempre il tempo, le condizioni meteo non aiutano. Ieri mattina la protesta di Europa Verde, c'è chi ha indossato anche una maschera antigas. Noi abbiamo sforato i 50 microgrammi metro cubo di polveri sottili ogni giorno e per 7 giorni negli ultimi 10 giorni, con livelli appunto fino a 140 microgrammi, quindi è una situazione veramente che va a diventare critica soprattutto per i bambini e le persone anziane. Le condizioni meteo non aiutano una situazione già critica e che per il circolo trevigiano di Europa Verde dovrebbe essere affrontata in maniera diversa anche dall'amministrazione. Bisognerebbe sicuramente pedonalizzare il centro, creare una serie di parcheggi scambio esterni fuori dalle mura, in modo tale che le persone possano prendere una navetta, spostarsi fino al centro in modo ecologico e poi appunto il centro solo pedonale. Più che un'emergenza, un fenomeno. Nel presidio in Porta San Tommaso c'è chi indossa la maschera antigas e a bocciare l'area trevigiana arriva anche il candidato di centrosinistra. Una città che vuole essere moderna, che vuole essere a misura d'uomo, non può permettersi di avere una qualità dell'aria così scadente. E purtroppo non stiamo neanche facendo nulla per sollevare e alleviare il traffico e la pressione delle auto sulla città. Qui siamo adesso al mercato, credo che sia l'unico mercato in cui le auto passano in mezzo al mercato. Tutti i temi per la campagna elettorale, con De Nardi che svela la data di avvio ufficiale della sua civica. La presentazione molto probabilmente verrà fatta il giorno 4 marzo, che dovrebbe essere sabato 4 marzo. Quindi state chiudendo il cerchio? Sì, ma diciamo che la squadra c'è, è una grande squadra, sono molto felice ed è forse la cosa più bella che ho vissuto in questi giorni. Può anticiparci qualche nome? No. Quando sarà il momento? Come ho detto, ogni frutto ha la sua stagione. E Nieri, lei può darci qualche nome per caso, nel senso, so che lei sta con il Partito Democratico, però... Valutando, sto valutando. Lei sta valutando? Sì, io sto facendo ancora le mie valutazioni, vorrei aspettare il voto del 26 prima di prendere una decisione. Quindi diciamo più in generale il Partito Democratico è in attesa di capire cosa accadrà in queste primarie e poi
si muoverà di conseguenza. Io personalmente non parlo per il partito, so che ci sarà Antonella Tocchetto per esempio sicuramente, capolista tra l'altro, per fortuna, e sì, i vecchi nomi, Stefano Pelloni so che si vuole candidare, insomma qualche nome dei vecchi consiglieri uscenti sì, ci sono già. Va benissimo, non la voglio tirare per la giacchetta, ci mancherebbe altro. Tra l'altro, così ha detto ieri Denardi, ospite di Europa Verde, poco distante, pochi minuti dopo la presentazione della lista civica a sostegno invece di Mario Conte. Insomma, le posizioni, i temi istituzionali, i temi che ci sono, come questo dello smog, adesso in campagna elettorale hanno tutto un altro sapore. Granello, lo smog, l'allerta PM10, questa situazione di Treviso, della pianura padana, entra in campagna elettorale, anche questo è un tema. Si parla tanto di sostenibilità, però forse queste sono le elezioni comunali che più di altre devono prendere in considerazione il tema ambientale. Certo, perché la pianura padana e quindi Treviso in primis non c'è ventilazione, quindi è proprio una questione fisica dove la mancanza di ventilazione non permette di disperdere quello che è quell'aggravio di polvere sottili che ricadono nel... Però devo anche dire che da analista, soprattutto nell'ambito di condomini e via dicendo, questo è uno dei motivi in più, forse il più ricorrente, per le mancate coibitazioni dei fabbricati. Ecco perché era auspicabile che il 110 fosse veramente allargato alla maggior parte di quei condomini, dove in città tra l'altro abbiamo delle grandi percentuali di ancora condomini a riscaldamento centralizzato. Quindi se questo mi porta via quasi un 90% della problematica, devo dire che l'amministrazione uscente invece in questa tematica ha dato, nel senso che ha privilegiato il cambio di caldaie, privilegiava tutta una serie di caratteristiche agevolando anche le procedure per realizzare questi cambi fisiologici dei condomini. Quindi bisogna continuare però a dare sempre di più su questo settore. L'aria non ha confini e quindi servono misure, le famose misure strutturali. Aiello, si può fare di più? L'amministrazione comunale che verrà dovrà fare di più su questo fronte? Assolutamente sì, perché al di là di quanto fatto, e giustamente diceva Granello, le caldaie incidono probabilmente molto più delle auto e in questo il Comune si è mosso bene negli ultimi anni. C'è anche però un tema che non va tralasciato attaccandosi a questa cosa, che è quella della mobilità sostenibile. Le domeniche ecologiche imposte dall'Europa per non prendere sanzioni e non per abbassare le PM10 non sono l'unica soluzione da adottare per ridurre per qualche ora le polveri sottili nell'aria, per migliorare la qualità dell'aria. Di conseguenza bisogna iniziare un piano serio di mobilità sostenibile, perché lo richiede la qualità dell'aria, ma perché lo richiedono anche i quartieri, che hanno bisogno di essere collegati tra di loro e con il centro in maniera efficace, perché è stato fatto un bellissimo progetto sulle ciclabili qualche anno fa dall'attuale amministrazione comunale, che però ancora vede ciclabili non in sicurezza, che terminano su una statale e che non realmente vanno a collegare i quartieri al centro. Così come gli autobus, che molto spesso la domenica soprattutto e festivi non permettono anche a un semplice lavoratore di andare a lavorare con un mezzo ecologico come può essere appunto un autobus della MOM, e lo vede costretto a prendere l'auto ed arrivare anche a ridosso delle mura, ma comunque intanto percorrere quei 4, 5, 10 km. E Nieri, temi della sostenibilità ambientale, le do un ultimo gancio, che sono appunto nella campagna di Elis Line. Ne ha parlato anche a Mogliano Veneto qualche settimana fa, l'avevamo seguita, quindi sì, anche questo è un tema nazionale, regionale, locale. Sì, diciamo che localmente invece secondo me è proprio una cosa in cui non ha funzionato l'amministrazione di Mario Conte, è stata proprio questa. La mobilità, noi abbiamo autobus enormi, basta andare alla Loggia, passano quegli autobus che prima o poi investiranno anche qualcuno. Io l'ho già segnalato più volte in Consiglio Comunale, gli autobus devono essere piccoli,
veloci e ovviamente che siano green. Non possiamo avere autobus enormi che passano per la città. La domenica ecologica è un flop, un fallimento, sarà imposto dall'Europa, ma va organizzata in maniera diversa, perché io mi sono trovata domenica proprio, guarda, dovevo andare a accompagnare mia mamma a casa in centro. Allora, innanzitutto mia mamma è una persona anziana, 85 anni, non riuscivo a entrare in centro perché era tutto chiuso, però dovevo portarla a casa, poi per fortuna insomma sono riuscita a entrare. Una coda sul PUT che sono rimasta 40 minuti da fare da Porta Calvi praticamente a Porta Carlo Alberto, 40 minuti a 2 all'ora con un consumo, un inquinamento, uno smog pazzesco. Insomma, su questo proprio è stata fallimentare. Bocciata l'amministrazione Conte è bocciata da questo punto di vista per Michela Nieri. Allora, Nieri, grazie davvero per questo suo intervento, grazie Granello, grazie anche a Penso Aiello, ci vedremo molto spesso nelle prossime settimane, nei prossimi mesi quasi sicuramente. Io vi ricordo in ultima battuta la notizia con la quale abbiamo aperto questa prima edizione di incidente di questa notte in Pontebana, all'altezza dell'autosile in comune di Villorba. 4 ragazzi sono finiti in ospedale, queste le immagini, sul posto per noi c'era la nostra Lina Paroneto, quindi 4 ragazzi feriti, uno è gravissimo all'ospedale Cafoncello. Si tratta appunto di un 22enne. Ovviamente tutti i dettagli questa sera a partire dalle 19:30 nell'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Ringrazio dalla regia Italo Angelo Morao e Renato Capoia, grazie a tutti voi per l'attenzione. Vi lascio le previsioni del tempo, buon proseguimento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Prosegue il periodo di calma meteorologica con l'alta pressione sempre ben presente sul nostro territorio. Il dettaglio di domenica 19 febbraio. Sul Veneto non si verificheranno precipitazioni. Sulla pianura cielo nuvoloso con varie nebbie spesso fitte e persistenti per tutta la giornata. Sui monti maggiore alternanza di nuvole e rasserenamenti. Temperature stazionarie minime tra 2 e 6 gradi, massime tra 7 e 12 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo in prevalenza nuvoloso o coperto con possibili nebbie locali in pianura, qualche schiarita invece in montagna. Temperature minime tra 4 e 6 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo nubi basse al mattino, specie a sud e a est. Dal pomeriggio invece ampie schiarite soleggiate. Temperature minime intorno ai 3-4 gradi, massime sui 13-15 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.